E siamo entrati all'interno della fiera qui di Düsseldorf, questo ProWein, questa fiera davvero importante a livello internazionale e davvero significativa è la presenza della Regione Veneto. Io sono in compagnia dell'assessore al turismo della Regione Veneto, assessore al turismo e alla promozione Marino Finozzi. Allora, caro assessore, ultimamente ci vediamo spesso in giro per il mondo. Oggi a Düsseldorf per un'occasione di promozione ancora una volta dei vini veneti. Certo, questa è una fiera importante, la ProWein è diventata una delle fiere più ambite per i nostri produttori, quindi cerchiamo di portarli nel numero più importante possibile. Sono circa 200 i produttori presenti in questo padiglione, una ottantina sono sotto l'ombrello del Veneto, proprio per cercare quella capacità di creare sinergie, di lavorare assieme, di far conoscere il territorio da dove arrivano questi vini. E devo dire che c'è abbastanza risposta, perché l'abbinamento vino-territorio, offerta turistica anche, credo possa essere una ricetta veramente importante per un mercato come quello tedesco, che sappiamo essere tra i più importanti, ma qui non troviamo solo tedeschi. E a proposito di sinergia, noi qui abbiamo l'unione dei consorzi vini veneti, quindi davvero capiamo che stiamo andando nella direzione giusta, tanto insomma agognata dalla Regione Veneto, cioè quella della sinergia. Questa carenza di risorse forse ci porta a delle scelte obbligate, quello di lavorare assieme, anche se a volte un po' di gelosia, un po' di concorrenza continua ad esistere. Io appunto ho approfittato del fatto che abbiamo dovuto fare tagli importanti alle risorse destinate alla promozione e al turismo per invogliare i produttori a lavorare assieme, quindi i consorzi hanno capito che da soli si può fare strada velocemente, ma assieme si può fare molta più strada, perché quando ci presentiamo in una manifestazione così importante come questa, che ha carattere internazionale da un punto di vista del ruolo, presentarsi singoli produttori da soli vorrebbe dire non farsi conoscere, non essere in grado di far capire la bontà del proprio prodotto. La bandiera del Veneto è una bandiera forte, importante, un brand che attrae gli interessati compratori del nostro vino, e quindi questo ci garantisce che anche le piccole produzioni possono essere soddisfatte della presenza qui sotto l'ombrello Veneto. Anche perché il Veneto ha sia la varietà, la quantità, ma naturalmente anche la qualità, insomma, da poter proporre. Stiamo parlando di un Veneto che ha una produzione complessiva di oltre 8 milioni di ettolitri. 3 milioni e mezzo di questi 8 e oltre più ettolitri sono vini che arrivano da aree riconosciute come DOCG o DOC, quindi sono marchi che danno la certezza della garanzia del prodotto, e questo ci garantisce che anche in futuro questi produttori potranno avere soddisfazione del proprio lavoro. Io ringrazio l'assessore al turismo della Regione Veneto per questa bella passeggiata che abbiamo fatto, anche mostrando così ai nostri amici che ci seguono da casa lo splendido stand, tra l'altro insomma quasi nuovo, vero assessore? Certo. Noi cerchiamo di essere sempre attraenti, quindi cerchiamo di migliorare anche la nostra estetica. Abbiamo della brava gente che lavora per la regione, che riesce sempre a garantire qualità anche da un punto di vista della presenza e dell'immagine. E chiudiamo qui la nostra passeggiata tra Soave, tra Verona e Vicenza, assessore? In piena area pedemontana veneta, quindi anche questa è la dimostrazione che sulla pedemontana veneta possiamo trovare straordinari vini, oltre che tantissime altre cose. Quindi amici, venite ad assaggiarli in Veneto, ma naturalmente anche qui a Düsseldorf se vi trovate in queste zone. Grazie assessore, e adesso la linea torna a Silvano Facco, lì nella regia.